Un comparto che con i suoi 11 milioni di euro di fatturato complessivo vale più dell'8% del PIL, il prodotto interno lordo regionale. Quasi 16 milioni di arrivi, oltre 62 milioni di presenze nel 2012, delle quali il 64,8% rappresentato da cittadini stranieri. Ogni 5 pernottamenti in Italia, uno è registrato in Veneto ed è proprio con questi numeri da record che il Veneto si è presentato alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, confermando il suo ruolo di regione leader a livello nazionale per ciò che riguarda l'ospitalità turistica. Non solo si conferma la prima regione, ma conferma anche il trend di crescita. Pensavamo che con il 2011 aver toccato una punta record importante con 15.700.000 turisti, il 2012, che sembrava insomma che ci fossero delle nubi all'orizzonte di crisi, siamo cresciuti pochino, di un 0,3%, ma ovviamente abbiamo confermato questo grande primato. Prima regione in Italia e quarta destinazione in Europa. Risultati in controtendenza con la crisi che sono il frutto di strategie di comunicazione mirate a promuovere anche a livello internazionale le tante risorse che il territorio veneto offre, dalle spiagge ai laghi e alle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, dalle terme alle città d'arte, dalle ville fino alla pedemontana. La ricetta per continuare a crescere è quello di diversificare, di offrire sempre nuovi prodotti al turista che sceglie il Veneto. Questo territorio collinare, la cintura tra la pianura e la montagna, che offre le stesse caratteristiche che può offrire la Toscana e l'Umbria, che sono più conosciute per questo tipo di offerta turistica. Però pensiamo che a mezz'ora di strada si può essere a Venezia, a mezz'ora di strada si può essere a Cortina, e ci sono dei percorsi enogastronomici straordinari che si possono fare in macchina, a piedi, a cavallo, in bici, quindi ognuno può scegliere il mezzo che più gli è congeniale per visitare questo territorio. Promozione che passa certo ancora dai canali tradizionali, ma oggi più che mai parla la lingua del web. 3 turisti su 4 raccolgono informazioni attraverso internet per scegliere la meta del proprio viaggio, il 40% prenota online. Ma lei le vacanze come le prenota? Online oppure alla vecchia maniera? Online, perché questo mi dà la possibilità di avere una finestra molto ampia di scelte e mi permette di scegliere in maniera oculata. E allora ecco che accanto ai siti tematici, strumenti quali i social network assumono un ruolo di primissimo rilievo. Non a caso lo stand della regione ha ospitato per tutta la durata della kermesse fieristica lombarda una simpatica mascotte della pagina Facebook Turismo in Veneto. Il Veneto è fantastico e siamo una pagina cliccatissima, abbiamo più di 10.000 fan, più di 10.000 mi piace, spero che molti siano grazie a me. Se andate a cliccare sul nostro mi piace e siete qui in fiera, vi verrà data in omaggio una bellissima chiavetta USB con me rappresentato.